Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna de Mesu, ha inviato una lettera al ministro del sviluppo economico Carlo Calenda per informare della situazione grave media del sistema produttivo in sas areas industriali del territorio de Nugoro. S'industria in ottano oramai sta punto malu, sas areas de Maccumele, Nugoro e Siniscola sono in crisi nighedda e, si non sana fa che interventos appositos, si cana morrer de su tutto. A posti schiattan causa chimiche su tessile e a postir de sa crisi nighedda de custos ultimos annos, sas areas industriali de sa Sardegna de Mesu hanno connotto una derrutta che ha pertoccao realtades industriales e produttivas de importu che in dannos economicos e sociales graves de sos scaler forzi irgalu non nos semus sapioso, scrive Borgnoli. Desos tres polos industriales in Sardegna, Sulcis, Portutturre e Ottana, proprio Ottana è s'unico che in questos annos sta barrao vora da esar mesas istituzionales e pro como noata per un piano che li poda garantire de tornare a si ponere in mottu. A dispetto desa richiesta nostra, sicchi Borgnoli, su zasso de Ottana, dai Pacu che l'hanno appocao peri da esas areas de crisi industriales complessas. Considerando tutto questo, conclui Borgnoli, si spera este che canto prima si vacat una dobi in Roma, che in sa regione e sa rappresentanza istituzionale, economica e sociale del suo territorio. Su Nusikin dall'Uchircare a Mario Piu, un giovane di 21 anni de Lanuse, residente in Uliana, che non s'accatta pruda su duor de Iannario. Su giovane vi traballando in un'azienda agricola di Uliana e a borta di costumava a sadoviare che in suo scumpanzo in dunu zilleri de sa vita, ma su duor de Iannario non si è presentato appuntamento e sos amicos appesamentato l'hanno mutia su telefono e che però risultata morto. No ende notizie da esadiesor familiari hanno deciso de vaxa dinunzia sos carabinieri che hanno cominciato all'Uchircare, ma vinza sa oie che enza risultato de profetto. Pro como sono considerando cali siat ipotesi chi appata deciso issu di Sickenbergere o chi l'appana morto puru. De Mario Piu non aveva vedato vinza senza trasmissione de Rai 3 chi l'ha visto. Arribata in Sardegna, in sa provincia de Tattari, s'indagine supra su caporalao mandata da innanti della Guardia di Finanza de Pordenone in s'operazione Sardinian Job. Sor finanzieri hanno indagato 59 persone pro reator de assozio a delinquere, riciclaggio de balanzoso illizitoso e reatos tributarios e hanno scoperto operazioni che non esistono pro 21 milioni di euro. Sono 37 as aziende de Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia e Sardegna che impreavano 1057 traballadores. Sa Procura della Repubblica ha temitto puru provvedimento de sequestro preventivo pro belle 4 milioni di euro. Sas indagines hanno fatto scoprire un'organizzazione che impreava tre sociedades e che in sede vrassa in Sardegna che va chiata intermediazione illicita de manodopera in su settore manifatturiero industriale facendo vatturas per operazione ormai concluiasa e de riciclaggio. Su capo dell'assozio è una persona residente in Pordenone già connota a sar forzar de sordine. Sa Guardia di Finanza in un documento ispricata che pro mandare da innanti sa trampa si impreavano a suzzettor giuridico de comodo pro contipizzare sa forza traballu promedio de contratto schidavano a biera paltor frassoso. Sos traballadores su buoni immigrauso da est Europa de su sud Italia risultavano occupaoso, ma non veniano a pacaoso obricor fiscales, previdenziales e assicurativoso. Chi 28 votos in favore secchi contrarios e risero su cussizzo regionale a proposta finanziaria 2018 de belle 8 miliardi di euro. Prosa prima volta in questa legislatura sa legge finanziaria l'hanno approvata in intro desiscadenza previdia, evitando l'esercizio provvisorio e tutti i problemi che caionata sul sistema economico sardo. Contento manno su presidente della regione Pigliaru. Questa è stesa finanziaria de su mezz'ora a nau, che collitti a Fortiata e Ermaniata sossinzales positivos che sono arribande. Essa finanziaria de su traballo e de su sociale, chi lavora se aumento de su reddito de inclusione sociale che rimordare risposta a sas categorias più debili della società, garantendo assistenza a sos poveros, parando fronte a sas emergenzias e assumate si tempur dando opportunidades de traballo a giovanos e mannos. Intre sa spostar de bilancio bisogno 156 milioni per istruzione che in su potenziamento de iscola, sa guerra sa dispersione scolastica e su universidade. A sos cales esa maggioranza tannanto dinare pro bursar de studio erso, affittoso, bursar de specializzazione medica, sa finanziamento a sas universidades de Castello e Tattari.
346 milioni se lo sanno a posto esploso sociale. A sua scala si sanno anche nei 24,1 milioni per aumentare i reis dai 30 a 45 milioni di euro. 127 milioni andano a Lavoras su piano straordinario per il traballo che ha per toccare mescamente cantieri e bonus pro occupazione. Prova che la manera che sa Sardegna sfruttet in pleno sas potenzialidades suas in campo turistico, ambientale e culturale, sa questione desa continuità aerea barra taunu de sonnodor de isorbere. E risos associos de categoria Confcommercio, Confesencentes e Confappi e Confindustria hanno fatto un appello pro transire si scadenzia di su bando desa continuità aerea a 1 vinzesa su 28 de santo gabinete su 2018. Sa regione è disponibile e schinde che non va tempus per accabare sa procedura entro sistio. Un'altra questione è sa gestione de sos aeroportos sardos che a oggi viete 3 sociedades in concorrenza. Sa regione che avviare un coordinamento intre sos aeroportos de Saliguera, Terranova e Casteddu pro aeres un numero de cabale de spendere che sas compagnias aereas. Pro averguare sas potenzialità de su trasporto da e pro sa Sardegna si setta per l'ufficializzazione de su progetto industriale de Meridiana che si dia per irmaniare grazie a sos investimentos de sa Qatar Airways. Su 2017 pro l'aeroporto de Casteddu sta un anno buonu meda, cata abidu pro de 4 milioni de passeggeri intre arribos e partenzias che non ha crescita de su 2,6% rispetto a su 2016.